Eccoci qua carissimi amici appassionati di auto storiche, vi faccio vedere così molto velocemente traccia. Porta la porta, tiragli la porta si Vicente. Traccia di Maggiolino, ma non va bene lo stesso, traccia di Maggiolino appunto che speriamo appunto un giorno possa avere un futuro, ecco qua insomma, ecco qua. È in attesa, ecco qua, E noi lo portiamo a casa, lo mettiamo nell'albo dei ricordi, appassionati di Maggiolini, ecco qua, Saluto un po' tutti gli amici del canale. Siamo qua, insomma, una zona un po' particolare, ci ha detto qua chi gestisce questa zona, insomma, ecco qua, E niente, insomma, ve lo faccio vedere così molto velocemente, questo Maggiolino appunto, che il motore funziona, va alla grande, basta solo appunto trovare qualcuno che lo porti via, chiaramente portarlo via vuol dire comunque sistemarsi un po' il tutto, eccolo qua, intanto ve lo faccio vedere così. Chissà, magari un giorno può anche essere venduto, prendo anche il numero di telefono. Bisogna che lo faccia perché è peccato tenerlo qua. È un peccato, dai, un Maggiolino è sempre un peccato, Per cui ragazzi, io ve l'ho fatto vedere, chissà, insomma la carrozzeria non è neanche messa male. È qua coperto, ragazzi. Sul capannone, dopo l'ho portato qua. Ecco qua, sì, bravissimo. Ecco qua. Ragazzi, eccolo qua, un Maggiolino appunto così che ha qualche problema burocratico e niente, si spera appunto che si sblocchi la situazione. Io intanto vi ho dato traccia per gli appassionati di auto storiche, ecco qua. E niente, qua ringraziamo chi ci ha concesso appunto il report di ricordo. Ragazzi, vi saluto Max e tutti gli appassionati di Maggiolini. Alla prossima. Spettacolo, ciao a tutti.